Grazie innanzitutto per questa opportunità, saluto il Presidente Buia, saluto lei, il Presidente Buia, tutti gli amici di ANCE e tutti gli operatori del settore, i rappresentanti delle varie categorie e anche sindacali che ci stanno seguendo. La misura del Superbonus è una misura molto cara, particolarmente cara al Movimento 5 Stelle, che l'ha proposta, l'ha ideata. Non posso non menzionare qui, mi corre proprio un obbligo morale di menzionare l'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. L'abbiamo approvata convintamente con il precedente governo per il rilievo strategico, per fronteggiare un settore, quello delle costruzioni e di tutto l'indotto collegato, fortemente in crisi da anni, quindi non è solo un problema pandemico. L'abbiamo attivata anche per il rilievo strategico, per le prospettive di crescita economica che offre e di sviluppo sostenibile. Si è parlato anche, il Presidente Buia nel suo intervento ha parlato di transizione ecologica, è chiaro, abitazioni comode, ecosostenibili, efficientate sul piano energetico, è questo il futuro del nostro Paese che vogliamo. È una misura peraltro, ve lo dico anche come aneddoto personale, che non appena varata ha subito suscitato l'attenzione dei miei partner, dei colleghi ed è subito stata studiata anche da altri paesi europei. Io posso dire e posso garantire che il Movimento 5 Stelle non solo l'ha proposta e si è fatta carico di svilupparla, ma si farà garante anche della sua estensione e della sua applicazione per sino a tutto il 2023. Gli oltre 10.000 cantieri avviati, tanti altri che si stanno aprendo in tutto il Paese, sono sicuramente qualcosa di significativo e non possono subire una battuta d'arresto a causa delle incertezze che potrebbero essere prodotte anche dall'attesa di nuove tempistiche e di risorse da definire nella prossima legge di bilancio. Devo dire la verità che su questo l'attuale Premier Draghi e il Ministro dell'Economia Franco hanno dimostrato già ampia disponibilità, un impegno preciso. Adesso bisogna però tradurre questo impegno per iscritto, perché è chiaro che gli operatori economici, i singoli proprietari degli immobili hanno bisogno di certezze per programmare i lavori. Quindi dobbiamo prevedere subito una proroga fino al 2023 per tutte le tipologie di edifici coinvolti, come più volte è anche indicato al governo dalle Camere con diversi atti approvati ad amplissima maggioranza. Occorrono coperture adeguate, è necessario stanziare fondi aggiuntivi rispetto ai 18 miliardi già disponibili, non è sufficiente l'impegno a utilizzare le somme eventualmente non utilizzate a fine anno da quelle già disponibili. Gli operatori del settore, ripeto, devono avere la certezza delle coperture per tutta la durata del provvedimento. Solo così si sentiranno tutelati e quindi la misura potrà dispiegare appieno le sue potenzialità. Inoltre sottolineo che il Movimento 5 Stelle si farà garante anche dell'estensione al settore turistico-ricettivo. Siccome è una misura che veramente mette in moto un'intera economia e, come ho già detto, è di rilievo strategico, dobbiamo assolutamente, forse potrebbe rivelarsi lo strumento più efficace per risollevare il nostro settore turistico. Vorrei far notare a tutti che il nostro settore turistico è molto carente nella qualità delle strutture turistico-ricettive. Quindi abbiamo delle bellezze incredibili, noi dobbiamo migliorare e riqualificare le strutture turistico-ricettive. Questa quindi dell'estensione del Superbonus al settore alberghiero, ex alberghiero, nonché agriturismi, bed and breakfast e simili, potrebbe rivelarsi la misura più efficace per rilanciare il turismo e su questo continueremo a lavorare con grandissimo impegno. Ovviamente ci sono tanti altri impegni che non sono direttamente collegati ma sono altrettanto importanti. In questi giorni non vi sarà sfuggito che è stato approvato un emendamento al primo decreto sostegni, approvato dalla Commissione Finanze e poi anche dal Senato, per quanto riguarda i crediti d'imposta degli investimenti green e innovazione tecnologica. Parliamo di transizione 4.0, quindi potranno essere monetizzati dalle imprese tramite sconto in fattura oppure la cessione agli istituti di credito. Questo è il momento in cui noi dobbiamo rimettere in moto l'economia e dobbiamo farlo con incentivi alle imprese e a beneficio dei cittadini. Avete toccato un ultimo tema e poi termino il mio intervento, e cioè il problema della semplificazione. Purtroppo io ho toccato con mano
essere in una cabina di regia, essere a Chigi, lavorare con i ministri, approvare provvedimenti non significa che poi si depositino a terra facilmente. Abbiamo una complessità del nostro sistema, una stratificazione burocratica che dal momento in cui viene concepita una nuova legge fino a quando la si applica e la si applica appieno, chiaramente ci sono tantissimi passaggi e c'è anche, forse lo possiamo dire, una naturale propensione delle strutture, vorrei dire, a limitarne l'applicazione, perché limitarne l'applicazione significa anche un risparmio di spesa, quindi ci sono alcune strutture deputate a far di conto, ovviamente del bilancio dello Stato, della contabilità pubblica, che vedono positivamente, il che è legittimo, un risparmio di spesa. Però qui occorre veramente intervenire e il Movimento 5 Stelle, in stretta collaborazione con le associazioni che rappresentano i tecnici, le imprese del settore edile, ha messo a punto una serie di proposte normative finalizzate proprio a risolvere alcune criticità che sono già emerse nella prima fase applicativa. Quindi dobbiamo essere pronti a intervenire e dobbiamo semplificare le procedure. Adesso non entro nel merito e nel dettaglio di misure che sono evidentemente molto conosciute dagli addetti ai lavori, ma per esempio la semplificazione autorizzativa per isolamento termico a cappotto, basta qui una semplice CILA, una comunicazione di inizio dei lavori asseverata. Ancora la semplificazione della redazione dell'APE, l'attestato di prestazione energetica con attribuzione della classe energetica derivante dalla media delle classi energetiche delle altre unità immobiliari dell'edificio per ipotesi in cui non sia possibile accedere a uno o più unità immobiliari. Una semplificazione, ad esempio, in presenza di difformità edilizie e urbanistiche che incidano sul prospetto degli edifici per i quali sia stata tempestivamente presentata una domanda di sanatoria o che rientri nei limiti dimensionali di 5 metri. Tante altre semplificazioni. Abbiamo un elenco pronto e sicuramente il Movimento 5 Stelle lavorerà in Parlamento e al Governo perché queste semplificazioni siano subito introdotte e ci sia il pieno dispiegamento delle potenzialità di questa misura che, ripeto, è assolutamente strategica. Non è nell'interesse, lo dico qui, lo voglio dire oggi, visto che l'invito ci arriva dall'ANCE, non è una misura a beneficio dei costruttori. Certo, questo è un settore e una filiera in forte crisi da anni. Basti pensare, una cosa che mi ha subito sorpreso quando mi sono insediato è vedere tra le prime 15 imprese di costruzioni, quasi tutte erano in procedure concorsuali o dissesto comunque acclarato in concordato preventivo. Questa è una cosa che ovviamente denota una forte criticità non per il settore ma per l'intero Paese. È per questo quindi che con grande determinazione abbiamo lavorato a questa misura e dobbiamo anche, per esempio, gli anticipi sui pagamenti al 30%, un'altra misura per cui ci siamo battuti, e un'altra misura che andrebbe portata a terra immediatamente. Sono tutte agevolazioni e incentivi per far riprendere la crescita economica del Paese e per consentire anche ai cittadini di poter vivere in case più confortevoli, ecosostenibili, più comode. Grazie.